Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più Family, bentornati. Sono sempre io, Angelica, e oggi ho deciso di leggervi una fiaba che secondo me può essere adatta per tutti. Si intitola Il pesciolino d'oro. Ivan era un vecchio pescatore che viveva in una capanna vicino al mare con sua moglie. Ogni giorno andava a pescare, mentre la moglie restava a casa a filare la lana e a fare tutte le faccende domestiche. Un giorno, però, la pesca andò peggio del solito. Al primo tentativo trovò nella rete solo uno scarpone rotto e al secondo un po' di fango. Al terzo c'era un unico pesce. Meglio che niente, pensò Ivan. Guardandolo meglio, però, si accorse che quello era un pesce veramente strano, diverso da quelli che aveva sempre visto. Era tutto dorato. Stava cercando di liberarlo dalla rete, quando sentì una voce dire: «Se mi lasci andare, esaudirò ogni tuo desiderio». Ivan si guardò intorno cercando di capire chi avesse parlato, ma non vide nessuno. Allora tornò a girarsi verso il pesce, il quale ripeté: «Se mi lasci andare, esaudirò ogni tuo desiderio». Ivan sobbalzò. Un pesce parlante non l'aveva davvero mai visto. Un po' confuso, riuscì solo a dire: «Non mi serve niente, caro pesciolino. Io e mia moglie stiamo bene così. Ti lascio andare senza chiederti in cambio niente». Il pesce d'oro si rituffò in acqua con un grande salto, ma mentre si allontanava gridò al pescatore: «Grazie, Ivan, non dimenticherò il tuo gesto. Se ti dovesse servire qualcosa, devi solo venire a chiamarmi». Ivan tornò a casa e raccontò alla moglie l'insolito incontro. Quella, dopo aver ascoltato, si arrabbiò moltissimo e lo sgridò: «Non hai chiesto niente? Guarda la nostra casa, è una capanna. Potevi almeno chiedere che fosse trasformata in una casetta di mattoni con dentro il camino. Torna al mare, chiama il pesce e chiedigli questo favore». Ivan era frastornato. Lui pensava di aver fatto una bella cosa a liberare il pesce, ma la moglie forse aveva ragione a volere una casa fatta di mattoni. Così andò a chiamare il pesce d'oro. «Ciao pesciolino, scusa se ti disturbo, ma mia moglie vorrebbe una casetta di mattoni con dentro il camino. È troppo tardi per chiederti di esaudire questo desiderio?» «Non c'è problema, Ivan. Quando arriverai a casa sarà tutto come chiedi». Gli fece l'occhiolino e scomparve in mare con un tuffo. Ivan tornò dalla moglie e trovò davvero una graziosa casa di mattoni. Era tutto contento, ma pochi giorni dopo la moglie cominciò a lamentarsi. «Già che c'eri, potevi chiedere di farci diventare dei nobili. Io sono stanca di essere la moglie di un povero pescatore. Mi merito molto di più». E Ivan, pur di farla contenta, tornò a chiamare il pesce. «Ciao pesciolino, scusami se torno di nuovo a disturbarti, ma mia moglie vorrebbe essere una nobildonna. È troppo tardi per chiederti anche questo favore?» «Non c'è problema, Ivan. Quando arriverai a casa sarà tutto come chiedi». Gli fece l'occhiolino e scomparve in mare con un tuffo. Una grossa sorpresa aspettava Ivan al suo ritorno a casa. La casetta di mattoni non c'era più e al suo posto c'era un palazzo e sua moglie, vestita tutta elegante, lo aspettava insieme a servi e maggiordomi. Ivan era contento e voleva abbracciarla, ma lei lo cacciò via e lo fece mandare in cucina a pelare patate. I giorni passavano finché la moglie capricciosa non lo fece chiamare e gli disse: «Devo assolutamente diventare regina. Non sopporto di essere una nobile qualunque. Voglio che tutto il popolo si inchini quando passo per strada. Voglio viaggiare in carrozze con cavalli e partecipare a feste con tutti i sovrani d'Europa». «Ma cara, non stai forse esagerando? Non eri felice quando vivevamo nella nostra capanna? In fondo non ci è mai mancato nulla». «Zitto!» gridò lei. «Sono sicura che sarei un'ottima regina. Perciò vai dal pesce e digli d'esaudire questo mio desiderio». Ivan era davvero perplesso. Sua moglie stava esagerando, secondo lui.
ma le voleva molto bene e tornò quindi a chiamare il pesce. Ciao pesciolino, scusami se torno di nuovo a disturbarti, ma mia moglie adesso vuole essere regina. Io gliel'ho detto che sta esagerando, ma lei è sicura che sia la cosa migliore. Davvero vuole essere regina? Non è un capriccio troppo grosso? Chiese il pesce. Secondo me sì, ma le voglio molto bene, perciò ti chiedo, è troppo tardi per esaudire anche questo desiderio? Non c'è problema, Ivan. Quando arriverai a casa sarà tutto come chiedi. Però avvisala. Se solo proverà a desiderare qualcosa di ancora più grande, si ritroverà in un batter d'occhio al punto di partenza, cioè nella capanna sulla spiaggia. Dille di fare attenzione. Così detto, il pesce gli fece l'occhiolino e scomparve nel mare con un tuffo. Ivan, questa volta, trovò un castello al posto del palazzo. Servitori e dame di compagnia giravano dappertutto e lui non trovava il modo di parlare con sua moglie. Lei era sempre troppo impegnata in feste e ricevimenti, o in passeggiate a cavallo, o in riunioni importanti riguardo le sorti del paese, e lo cacciava sempre via. Finalmente Ivan riuscì a riferirle l'avvenimento del pesce, ma lei lo liquidò con un «Sì, sì, figurati se è vero», e tornò alla sua vita da regina, ogni giorno più capricciosa. Finché un giorno lo mandò a chiamare e gli disse: «È ora che io sia imperatrice. Il mondo intero deve sapere che sono una donna importante e mi deve rendere omaggio». Ma non fece in tempo a finire la frase che, puff, tutto era scomparso e i due erano di nuovo nella capanna sulla spiaggia, con dentro solo le reti da pesca di Ivan e il pentolone per cucinare la minestra. La moglie di Ivan andò su tutte le furie. Già si immaginava imperatrice e invece era di nuovo la moglie di un povero pescatore. Pian piano però la rabbia le passò. Capì di aver veramente esagerato e tornò alle sue normali faccende domestiche. Ivan andò in riva al mare e ringraziò il pesce per avergli ridato la sua vita, povera ma tranquilla. Il pesce non si avvicinò, ma da lontano gli gridò: «Hai visto? Tutto si è sistemato!» Gli fece l'occhiolino e scomparve nel mare con un tuffo. Questo era il racconto di oggi. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!